Giuliano Riccoboni, 66 anni, ex consigliere comunale ed ex bancario veneziano di Calcroce di Camponogara, ha perso la vita mentre era in vacanze in Alto Adige, mentre stava cercando funghi. Una tragedia che si è consumata ieri pomeriggio in una zona impervia sui boschi del Monte Rascera, tra la Val di Funes e la Val Gardena. L'uomo, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, sarebbe scivolato in un burrone per una quarantina di metri. Una caduta rovinosa e fatale. A dare l'allarme il proprietario dell'appartamento che aveva affittato, che non vedendolo rientrare ha chiamato i soccorsi chiedendo l'aiuto dei volontari del soccorso alpino, che con una squadra hanno individuato il corpo all'altezza di circa 2000 metri. Quello di ieri per l'ex assessore di Camponogara sarebbe stato l'ultimo giorno di vacanza prima del rientro a casa nella sua Camponogara.